Fare buona impresa non dovrebbe essere questione di genere, anche se l'universo femminile, quanto a creatività, nei fatti non cede il passo, anzi avanza nei numeri e investe in nuovi modelli di business. Lo dimostrano i settori delle 6 aziende premiate dalla Camera di Commercio, che per il quinto anno consecutivo ha conferito un riconoscimento che ha saputo attivare processi di cambiamento. Diamo un contributo economico di 3.000 euro per azienda e soprattutto valorizziamo le aziende che sanno innovare e che sanno dare una risposta alle esigenze del territorio. Oltre 16.000 le imprese in rosa nel Trevigiano, quasi 3.000 a Belluno. I profili delle eccellenze scelte dal Comitato Imprenditoria sono d'alto spessore, gli ambiti spaziano dalla cucina per i più piccoli alla coltivazione di spezie e piante farmaceutiche, dalla creazione di tendaggi con scarti di lavorazione alla cura del paesaggio, dai servizi per le imprese alla cultura del territorio. I nostri percorsi sono dei sentieri in mezzo agli ingredienti. Pensiamo appunto che la cucina sia un modo molto pratico per far capire ai bambini, insegnare ai bambini sin da piccolissimi quanto siano importanti gli ingredienti e per creare appunto l'idea di una buona alimentazione in futuro. Nel parterre delle imprese premiate, oltre a Cocotta, ci sono Primavera di Tambre, IMAP di Sedico, Omnia Pro di Montebelluna, Vivai Pio Loco di Breda di Piave e Lovat Caffè di Villorba. È un lavoro che stiamo cercando di fare come un contenitore culturale dal territorio al cibo, naturalmente i libri, gli eventi e soprattutto con una gran particolarità e attenzione a creare nuovi lettori lavorando con i bambini.